Buon pomeriggio, ben trovati, benvenuti a questa edizione speciale di Sicilia 24 Focus, tutta dedicata a quanto sta accadendo in queste ore in provincia di Catania, nella zona tra Giarre, Acireale, Riposto, colpita da una bomba d'acqua, una alluvione che ha causato tantissimi danni, ma soprattutto ha provocato molta paura tra i cittadini, una bomba d'acqua, una vera e propria alluvione che ha colpito la costa ionica catanese solo in quella zona, quindi una zona molto circoscritta, ma dove dove si è riversata una quantità d'acqua in poche ore impressionante. Allora, vediamo subito cosa è successo, perché c'è stata l'autostrada A18 invasa dall'acqua, un fiume è esondato ad Altarello, vicino Riposto, decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco, la 18 appunto l'abbiamo detto è stata allagata e chiusa per diverse ore, case scantinati, invasi dall'acqua. Per fortuna al momento non si registrano danni a persone, ma vediamo subito intanto in questo servizio di Tonino De Mana cosa è successo e poi ci colleghiamo con la nostra collega Emanuela Corsi. Vediamo. Barche trascinate dall'acqua, auto che finiscono dritte in mare come a Torre Archirafi, la Timpa che frana Santa Tecla, una pioggia torrenziale che semina distruzione, dolore, terrore e panico. Annunciata per ieri con tanto di allerta rossa, l'eccezionale ondata di maltempo si è materializzata oggi con piogge alluvionali nella Sicilia orientale proprio quando il bollettino della Protezione Civile indicava arancione. Scherzi di un clima impazzito ed imprevedibile, capace di lasciare a secco una terra per mesi e mesi per poi inondarla in pochi minuti. È quanto successo tra Giarre ed Acireale, finite sott'acqua a causa di abbondanti precipitazioni che hanno allagato case, negozi, garage e cantinati. Impressionante la forza dell'acqua che scorre impetuosa trasformando le strade in fiumi in piena. Qui siamo nella centralissima via Callipoli a Giarre con le immagini che somigliano all'alluvione del 95. Da un fiume all'altro ed ecco la drammatica situazione registrata ad Altarello. Acqua, detriti e fango anche a Santa Maria la Strada al confine tra Giarre e Mascali, sottopassi allagati a Riposto dove è stato necessario soccorrere decine di automobilisti. Nelle case è anche peggio. La pioggia torrenziale non ha risparmiato Acireale che già alle 4 del mattino si è ritrovata sotto un violento nubifragio. Questa è la situazione nei pressi della rotatoria di Santa Maria delle Grazie. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Qui siamo in via La Pira dove è crollato un muro perimetrale che ha danneggiato alcuni mezzi in sosta. Soccorsi 2 anziani in via Chinnici, sempre ad Acireale, e diversi automobilisti in panne in via Aldo Moro ad Aci Sant'Antonio. A Catania, ieri in allerta rossa è rimasta all'asciutto, i primi scrosci di pioggia si sono registrati intorno alle 11, ma l'opportuna chiusura delle scuole non ha aggravato una situazione già di per sé complessa, specie dopo le piogge torrenziali di lunedì che hanno sollevato polemiche a non finire. Ecco, l'abbiamo visto con Tonino De Mana quello che è successo in queste ore. Allora io mi collego subito con Emanuela Corsi, la nostra collega che in questo momento è in diretta da Giarre, nella zona di Altarello se non sbaglio. Emanuela, intanto come stai? Bene Eva, la situazione adesso è sotto controllo perché fortunatamente non sta piovendo, quindi Ti chiedevo come stai, proprio perché tu in questo momento non ti puoi muovere da là, tu abiti da quelle parti, in quelle zone, non sei potuta arrivare in redazione da noi, ma ti sei collegata fortunatamente e non ti puoi muovere da là perché in questo momento noi non possiamo raggiungervi e tu non puoi uscire da là, ma la situazione sta rientrando. Aspettami in collegamento perché mi voglio collegare con Salvo Cocina, il direttore della Protezione Civile siciliana, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Direttore. Buongiorno. Buongiorno direttore, allora c'è in corso una riunione di un'unità di crisi in prefettura, lei è lì? No, lì c'è il mio dirigente, io sono fuori Catania in questo momento, sono a Palermo, che è a Roma, tra Palermo e Roma per altre cose. Stiamo seguendo tutta la situazione con molta attenzione. Come è stato detto giustamente c'è stata un'allerta rossa con la quale con messaggi e di tutti i generi abbiamo avvisato i sindaci, e però l'allerta rossa si è verificata poi il giorno dopo e quindi stamattina in queste aree. L'accumulato delle piogge in queste aree a Giarre parla di oltre 500 millilitri, mezzo metro d'acqua
al metro quadro, che sono dei numeri veramente eccezionali e sono quelli che hanno provocato il disastro. Per fortuna il sistema di protezione civile, i sindaci, i volontari hanno reagito benissimo, non ci sono oggi vittime. C'è qualche preoccupazione per qualche auto che è andata a finire a mare, anzi diverse auto finite a mare, e il quadro dei danni comunque vede anche strade smottate, terriccio, allagamenti, ma questo si provvederà da subito, nei giorni prossimi. L'importante appunto che ci sia stato vittime. È una zona comunque che già nel 95 aveva avuto episodi analoghi dove ci sono purtroppo stati morti. Ok, quindi direttore, mi conferma? Particolarmente attenta, particolarmente esposta a questi nubifragi. Mi conferma che non ci sono vittime, non ci sono dispersi, perché il dubbio, la preoccupazione riguardava proprio quelle auto che abbiamo visto anche nei video che sono girati sui social, delle auto che sono finite in mare. Oggi non hanno reperito nessuno, non hanno rintracciato nessuno, quindi erano Benissimo, auto abbandonate, posteggiate che... Questa è una cosa speriamo che non ci sia nessuno. Questa è una cosa molto importante. Io la ringrazio. Nel pomeriggio ci sarà anche una riunione e una conferenza stampa dei Vigili del Fuoco, appunto, che si sono riuniti in unità di crisi, faranno un po' il punto della situazione. Noi ovviamente rimarremo aggiornati e vi daremo tutte le informazioni e tutti gli aggiornamenti. Io ringrazio il direttore Cocina per essere stato con noi. Buon lavoro e ci aggiorniamo nelle prossime ore. Bene, ritorniamo da Emanuela Corsi in diretta da Giarre, come vi dicevo. Intanto, a proposito di quello che diceva il direttore Cocina, è arrivata anche una nota del presidente della regione Renato Schifani, che sta seguendo la situazione con la massima allerta e ha mobilitato tutto il sistema di protezione civile. Allora Emanuela, ci fai un punto di quello che è accaduto? Abbiamo visto prima nelle immagini le strade smottate, divelte, delle auto che sono cadute in queste voragini che si sono formate ad Altarello, esondato anche un fiume. Sì, le immagini che avete visto sono state girate poco più avanti rispetto al punto in cui mi trovo. Una massa d'acqua inaspettata è caduta a partire dalle 3 di questa notte, causando numerosi danni, come avete già raccontato appunto nel servizio. Ecco, qui vedete proprio il punto della chiesa di Altarello e della piazza di Altarello, dove c'è un fiume in piena che poi ha lasciato quello che vi abbiamo fatto vedere poco fa, cioè un'enorme voragine dove all'interno c'è finita, eccola qui in questa, c'è finita addirittura una jeep. Ci sono volute molte ore prima di riuscire a tirare fuori il mezzo e l'automobilista, per il quale c'è stato soltanto tanto spavento. Fortunatamente nessun danno alla persona. Ecco, vedete le strade in che condizioni sono in quest'area. Siamo nella frazione giarrese di Altarello, una delle più colpite assieme anche a Torre Archirafi. Siamo in linea d'aria sopra, ecco, Torre Archirafi, frazione invece Ripostese, dove sono finite delle auto addirittura in mare, come ricordava il capo della protezione civile. Abbiamo visto le immagini impressionanti, sì. Sembrava, ricordavano le immagini di Valencia, con questo fiume di fango e di acqua che trascinava le auto. C'era anche il commento di una donna dal balcone, disperata perché l'auto stava andando via, ma rincuorata perché i bambini erano in casa e stavano dormendo. Lì da te piove dalle 3 di questa notte, dalla notte scorsa? Dalle 3 di questa notte questo nubifragio, tu pensa che in poche ore sono caduti 200 millimetri di acqua. Questo per dare anche qualche dato. Queste sono le immagini che si riferiscono a qualche ora fa. Io adesso ti faccio vedere invece, Eva, le immagini di adesso, se riesco. Ti faccio vedere, guarda qui, vediamo se riuscite a vedere quello che sta accadendo. Ecco, da dove viene fuori quest'acqua? Che sta uscendo dall'appartamento, dalla casa nella strada 17 di Altarello, di Antonino, che è qui con me
e che praticamente ha visto una bomba d'acqua. Cosa è successo? Cosa è successo? Voi stavate dormendo? Per sopperire all'acqua ho dovuto aprire le porte perché già si stava alzando il livello, e comunque sia anche tra le fessure della mia casa fuoriusciva acqua in tutte le parti. Quindi dai muri usciva acqua fino a qualche ora fa. Quest'acqua che voi vedete esce così praticamente, questa portata di acqua. Circa da un'ora e mezza, quasi 2. Quindi da un'ora e mezza questa è l'acqua che lui sta buttando fuori dalla sua abitazione. Questa è la situazione in una casa, appunto, una delle tante. Sì. Una delle tante. E qui, come anche i miei vicini, hanno avuto lo stesso danno, se non di più. Quindi è una situazione comune a tutti. Io volevo fare soltanto una premessa, Eva, che questo è un territorio comunque molto fragile, ad alto rischio idrogeologico, quindi purtroppo non accade in maniera diciamo frequente, perché sappiamo bene che purtroppo il problema della siccità è un problema comune in tutta la Sicilia, quindi piove poco, ma quando piove spesso qui si verificano dei danni. Grazie Manuela, rimani collegata con noi, torneremo da te prima di chiudere la trasmissione. Intanto io provo a collegarmi anche con Barbagallo, con Carmelo Barbagallo, che è un vigile del fuoco, anche lui ci darà ci farà il punto della situazione, ma prima di collegarmi con Carmelo Barbagallo andiamo per un minuto brevemente in pubblicità e poi ritorniamo tra poco con il racconto di questa mattinata da incubo e dell'alluvione che si è abbattuta nella costa ionica catanese. A tra poco. Ritorniamo in studio, Sicilia 24 Focus, la costa ionica è sott'acqua, stiamo parlando della drammatica mattinata da incubo che hanno vissuto la gente, la popolazione dei territori di Acireale, Giarre, Riposto, l'autostrada A18, soprattutto tra le frazioni di Fiumefreddo e Acireale, si è trasformata praticamente in un lago, è esondato un fiume nella zona di Altarello vicino Riposto, è crollato un pezzo della timpa di Acireale, la grossa frana si è riversata sulla provinciale per Riposto, invasa dal fiume anche l'autostrada Messina-Catania che è stata chiusa per diverse ore, automobilisti intrappolati in auto per oltre un'ora e mezza, 2 ore prima di poter raggiungere rispettivamente i caselli di Catania e poi di Messina, un'autostrada davvero invasa dal fiume di acqua e di fango. Il capo della protezione civile Salvo Cocina prima ci diceva che sono caduti 500 millimetri di acqua in poche ore, numeri eccezionali. In collegamento con me lo vedo, c'è Carmelo Barbagallo che è un vigile del fuoco. Carmelo Barbagallo, buongiorno. Oggi è stata una giornata davvero eccezionale anche per voi, quanti interventi e soprattutto la gente davvero era anche spaventata. Sono stati espletati più di 80 interventi, tantissimi sono in coda e sicuramente appena finirà questa ondata di maltempo poi si farà la conta dei danni e l'aumento degli interventi sicuramente per la messa in sicurezza e per verificare che non ci siano danni ulteriori saranno veramente tantissimi. Nelle immagini che giravano sui social abbiamo visto passare anche i mezzi anfibi in autostrada. Sì, il mezzo anfibio già era arrivato ieri mattina, già era a Catania perché era prevista l'allerta meteo rossa. Fortunatamente ieri è stata disattesa, però come abbiamo ben visto quello che non ha fatto in questi giorni lo ha scatenato oggi. Diciamo che questo clima è un clima atipico, ormai è tropicale, la questione è che i mari sono troppo caldi e scatena veramente nubifragi improvvisi, autorigeneranti per via del calore che risale e fa piovere continuamente.
Avremo anche il contributo di un meteorologo che ci spiegherà proprio questo. Dicevamo che è crollato un pezzo del Timpa, ci arrivano comunicazioni anche che a Capomulini è tracimato il torrente Lavinaio Platani in via Rapallo, quindi davvero acqua da tutte le parti, dal cielo e ovviamente poi dai fiumi che esondano. Grazie Carmelo Barbagallo. Io ho in collegamento adesso il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, perché proprio il suo territorio, sindaco, mi sente, ha vissuto momenti di panico. Male. Buongiorno. Sì, sindaco, allora. Pronto? Sì, sindaco, mi sente? Sì, io la sento piano, però lei mi sente? Sì, se la sento. Allora, ci dice in questo momento che cosa sta accadendo a Giarre e come vi muoverete? Allora, intanto da una prima conta dei danni, quello che posso comunicare, almeno adesso non mi sono state riferite delle vittime o dei feriti, o ci sono soltanto in questo momento 5 famiglie che sono state evacuate in una zona a sud della mia città e hanno trovato, come dire, un ricovero nei propri parenti. Proprio poco fa sono andato da 2 persone, da una famiglia di persone anziane che non riuscivano ad uscire di casa, abbiamo risolto il problema. È chiaro che è un momento difficile in cui tutto il mio territorio è in ginocchio, questo assolutamente sì. Non prevedevamo una quantità di acqua in questa misura. Ormai credo che questi fenomeni dobbiamo farli rientrare nella ordinarietà e non nella straordinarietà. Tra l'altro Giarre era stata colpita da un'altra alluvione non molto tempo fa, all'incirca 10 giorni fa, quindi stavate ancora rimettendo in piedi da quest'ultima bomba d'acqua. Assolutamente sì, ma già io mi sono messo in contatto con la protezione civile, con il genio civile. Peraltro proprio ieri avevamo fatto un sopralluogo nella zona di Santa Maria la Strada, dove c'è stata proprio una grossa criticità in via Continella con il torrente. Ho girato per tutto il mio territorio dove ho potuto, perché ci sono ancora alcune zone che difficilmente posso raggiungere. Oggi pomeriggio riprendo un'altra volta una perlustrazione del territorio, però quello che voglio comunicare è questo, che non ci sono vittime, non ci sono feriti. Questa è la cosa credo più importante che possa essere detta. E questo è importante, quindi, e chiudiamo, sindaco, al momento non ci sono vittime, questo lo abbiamo detto, è della cosa più importante. Ci sono ancora zone che non possono essere raggiunte, quindi che sono isolate, con persone isolate? Sì. No, persone isolate no, però ci sono alcune zone sulla Tagliaborsa che comunicano poi Nunziata, che è una frazione peraltro di Mascali, in cui si sta provvedendo in queste ore a sistemare il percorso stradale normale per essere transitato. Bene sindaco, la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro. Vediamo allora, lo dicevamo prima con Carmelo Barbagallo, perché succedono queste cose. Abbiamo un intervento di Daniele Ingemi, che è un esperto meteo dell'associazione Ampro, che ci spiega appunto cosa è successo e perché avvengono queste cose. Nel corso della mattinata odierna l'area tra Giarre e Riposto è stata interessata da un evento precipitativo davvero estremo. Nell'area in poco meno di 6 ore sono caduti oltre 400 mm di pioggia, cioè parliamo di 400 litri d'acqua per metro quadrato, e va detto che questo evento precipitativo, già di per sé veramente molto ma molto intenso, è caduto su terreni che erano già sovrassatori d'acqua, perché nella stessa area negli ultimi 4 giorni sono caduti 700 mm di pioggia, e in 10 giorni, sempre nella stessa area, il quantitativo pluviometrico ha raggiunto un volume di ben 1000 millimetri di acqua in metro quadrato, cioè parliamo veramente di cifre impressionanti che superano quella che dovrebbe essere la tipica media pluviometrica annuale dell'area. Cioè, in 10 giorni è caduto più del quantitativo di pioggia che generalmente ti cade in un'intera annata, ed è questo il dato che comunque deve farci riflettere. Dal punto di vista delle dinamiche atmosfere, l'evento di pioggia è stato
generato da una confluenza di venti in mare. Bene, grazie al collega Daniele Ingemi, che è un esperto meteo. Ci colleghiamo telefonicamente con il sindaco di Riposto, Daniele Vasta. Sindaco, se mi sente, andiamo in collegamento adesso con il sindaco Daniele Vasta. Nel frattempo continuano ad arrivare foto e video dai social, anche la nostra linea WhatsApp intasata. Allora, è caduta la linea con il sindaco di Riposto Vasta, proviamo a ripristinarla. Intanto andiamo da Emanuela Corsi, che vedo ancora collegata in compagnia di una persona. Purtroppo ti devo anche confermare che ci sono problemi con i collegamenti, siamo veramente isolati da praticamente questa mattina, quindi è difficile telefonare, anche utilizzare la linea internet. E confermo anche quello che diceva prima il meteorologo, cioè in realtà qui piove da una settimana. Al di là poi della bomba d'acqua, chiamiamola così in gergo, ecco, che è avvenuta a partire da questa notte, però i treni sono praticamente tutti, quindi non riescono più a drenare, non riescono più ad assorbire acqua. Il terreno è saturo. Emanuela, io un attimo ti fermo perché vado in collegamento con Davide Vasta, il sindaco di Riposto, che in questo momento è a sua volta in collegamento con l'unità di crisi della prefettura. Sindaco, buongiorno. Cosa sta accadendo? Cosa si dice dalla prefettura? Niente, noi stiamo coordinando le squadre della protezione civile che nel frattempo stanno arrivando dalle altre province con le idrovore per iniziare a liberare le case che si sono inondate. Fortunatamente non registriamo feriti, al momento nemmeno sfollati, quindi adesso interverremo pure con dei mezzi meccanici per risolvere la questione delle strade bloccate. Ecco, questa è una delle questioni più pressanti al momento per quanto riguarda le persone, le strade bloccate. Riuscirete, pensa, a intervenire in giornata o prevedete? Ovviamente, già siamo intervenuti in alcune zone. Quindi si ripristinerà il tutto. Bene Sindaco, io la libero perché so appunto che in questo momento è in conference call con la prefettura. Grazie Sindaco, buon lavoro. Io ritorno da Emanuela Corsi e poi siamo in chiusura per vedere ancora una volta come va là da quelle parti. Ma intanto, Emanuela, sta piovendo? In questo momento no, c'è una tregua, fortunatamente non sta piovendo, però insomma si fanno i conti con i danni delle piogge copiose cadute a partire dalle 3 di questa notte. Ti faccio vedere ancora la casa di Antonino, dove ci troviamo durante il nostro collegamento. Questa è l'acqua che continua ad uscire da casa del Focus, non è cambiato nulla, quindi questo dà l'idea della situazione in buona parte delle abitazioni della frazione di Altarello. Appunto, dicevamo prima con Antonino, che magari salutiamo, lo ringraziamo per averci ospitato, che una situazione del genere non ce la ricordiamo. Assolutamente. Ma per breve tempo, non per tutto questo tempo e tutta questa acqua e tutti questi disagi. Un evento eccezionale sicuramente, l'ho detto anche Salvo Cocine, il direttore della protezione civile siciliana, che ha dato anche dei numeri: 500 mm di acqua caduti nel corso di queste ore, diciamo dalle 3 della scorsa notte. In 10 giorni, diceva invece il Daniele Ingemi, il meteorologo, è caduta la quantità di pioggia che è caduta praticamente in un anno intero in quelle zone. Manuela, io ti ringrazio per essere stata con noi, spero che tutti voi potrete ritrovare, diciamo, la vostra routine presto, e soprattutto sicuramente nelle prossime ore ci sarà la conta dei danni, che è già incominciata. Alle 4:30, alle 16:30 c'è una conferenza stampa nella sede dei Vigili del Fuoco, mentre continua l'unità di crisi in prefettura. Noi torneremo con tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni dei
telegiornali di Telecolor e Antenna Sicilia, e poi ovviamente tutti gli aggiornamenti in tempo reale, foto, video e notizie sul sito La Sicilia Web che potete seguire H24. Io vi saluto qui, non ci sono aggiornamenti per il momento. Prossima edizione del telegiornale di Telecolor alle 19 e tutti gli aggiornamenti sul sito La Sicilia Web. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.